Ecco, ci troviamo con mister Andrea De Cecco, però quello che ho inquadrato che è la formazione scesa oggi in campo del Portogallo Calcio con il Lovis Presiano, troviamo Mioli Renzo come allenatore, come mister. Lei ha indossato la maglia, è tornato in campo come calciatore. Partiamo da qua. Che emozione calcare di nuovo il terreno da gioco? Ma l'ho detto anche ai ragazzi, alla società, a qualche suo collega, ho fatto, come poche volte mi è capitato nella vita, l'egoista, ho voluto farmi un regalo perché 20 anni fa ho esordito in Serie A con la maglia numero 13, oggi ho messo la maglia numero 13 e forse potrebbe essere una delle ultime partite a coronamento di una vittoria del campionato dove diciamo, siamo stati protagonisti discussi come squadra e dove io ho trovato poco spazio e allora ho voluto farmi questo regalo di fronte ai tifosi. Allora, per chi segue le interviste del Portogallo Calcio, insomma, è da dire che avevo fatto proprio una domanda specifica domenica scorsa e insomma lei aveva detto ma no, difficilmente, insomma no, però il bello del calcio è che si può cambiare idea durante la settimana, insomma. Possono succedere tante cose ed è stato un piacere vederla sul campo. Andando sulla partita un attimo, è stata partita vera per un tempo, il secondo sono incominciati un po' i cambi, l'aveva annunciato, c'è forse il rammarico di non aver vinto per quell'obiettivo degli 80 punti, però si rimane imbattuti. Non si può aver tutto, godiamocela così. No, sono sicuramente rammaricato, ma penso anche ai ragazzi perché è una squadra che vuole crescere sempre, deve avere sempre l'asticella alta, l'obiettivo sotto tiro. Mi dispiace, però è chiaro che dopo una cavalcata del genere un attimo di disattenzione come è stata oggi con i 2 gol che abbiamo preso, diciamo, ci sta. È chiaro che non deve essere un alibi, ma deve essere uno spunto per non abbassarla mai, perché solo così si continua a crescere. Quando vinci il campionato devi crescere e quindi fare meglio ogni partita dopo, se no si va presto nel dimenticatoio, sia da allenatori che soprattutto da giocatori, dove sono appunto loro non bisogna mai essere sazi. Adesso c'è la pausa pasquale, poi l'ultima partita contro il Favero. Si cerca di vincere o di mantenere a questo punto l'imbattibilità. È ovvia e scontata insomma la domanda di chiusura, si è in eccellenza, troveremo in eccellenza anche De Cecco come mister? Dobbiamo ancora trovarci con la società. Il mio augurio è chiaro che dopo questo è il 4º anno che sono a Portogallo, nei quali mi ero posto l'obiettivo di raggiungere categorie superiori, almeno l'eccellenza. Da giocatore non ci sono riuscito, cioè ci siamo riusciti da giocatore allenatore, quindi sono contento. Se dovesse confermarmi la società ne sarei onoratissimo e pronto, perché non temo nessun cambio di categoria, la categoria la conosco, insomma non vedo il problema, però sarò a disposizione a quello che avrà intenzione di fare la società. Allora lasciamo a domenica, l'ultima domenica, trarre un po' le conclusioni di questo campionato. Per adesso godiamoci insomma questa vittoria. Essere campioni è una bella soddisfazione, soprattutto quando è meritata. Io avevo scritto diamo al Portogallo Calcio quello che è del Portogallo Calcio e così è stato. No, infatti questa è una piazza, ma soprattutto adesso c'è anche una società che merita palcoscenici importanti e penso che siamo riusciti a smuovere l'entusiasmo e comunque cercheremo sempre di alimentarlo domenica per domenica, quindi il mio augurio è veramente che si possa tornare in categorie
più dignitose per una piazza come questa. Bene, grazie mister. Grazie a lei.